Mi trovo all'interno del CERD, del Centro Sanitario Polifunzionale ULSS 6 di Monselice. Accanto a me per parlare di dipendenza e quindi di gioco d'azzardo patologico c'è la dottoressa medico-psichiatra Arianna Camporese, che è anche la referente del progetto Cambio Gioco ULSS 6 di cui a breve parleremo. Dottoressa, grazie per aver accettato la nostra richiesta per parlare di un tema che purtroppo per quanto riguarda TV7 non è sicuramente dimenticato nemmeno accantonato, e vi ricordo due dati al volo. Sappiate che sono 300.000 gli italiani interessati purtroppo da questa dipendenza. Il 12.000 sono sotto cura, quindi solo il 10%, il restante possiamo dire purtroppo che sono a carico delle proprie famiglie, dei propri familiari con situazioni veramente disastrose. Io vorrei ricordare che questa è una dipendenza, e lei mi corregga, dottore, se dico scemate, sciocchezze, insomma, perché l'esperto è lei. Questa è una dipendenza che non ha assolutamente età. Si purtroppo parla di pensionati che dilapidano completamente i risparmi di una vita, insomma il loro budget economico, e anche giovanissimi. Pensate che dai dati, ma la dottoressa mi spiegava ai dati veramente soft, perché dicevo intorno ai 1.400 euro più o meno pro capite come dispendio di risorse economiche dovute appunto a questa patologia. Com'è la situazione in Veneto? E arriviamo poi anche naturalmente al bacino ULSS 6. Dottoressa, lei. Allora, come diceva il collega, il quadro è un quadro sicuramente preoccupante. Negli anni abbiamo visto un incremento, un trend di crescita che si è stoppato con l'arrivo della pandemia, cioè nel 2020 con il primo lockdown abbiamo visto che questo trend di crescita, cioè la spesa era intorno ai 110 milioni di euro, è diminuita poi nel 2020 del 20%. Questo perché chiaramente le chiusure hanno fatto sì che le persone avessero meno accessibilità ai punti gioco, e questo si è visto anche da un punto di vista della nostra clinica, cioè l'utenza ha cominciato a chiedere meno, ci sono stati meno ingressi. Questo però non vuol dire che ci siano meno persone che hanno bisogno, semplicemente c'è stato un arresto e adesso stiamo ricominciando a vedere un trend di crescita. Rispetto ai dati che prima dava lei, forse sono anche un po' ottimistici, nel senso che noi sappiamo che in Italia giocano circa almeno una volta nella vita all'incirca 19 milioni di persone, no? Giocare una volta non vuol dire avere un problema, certo, vuol dire magari fare la puntata, quindi, però di questi il 26% può avere dei comportamenti a rischio. E questi comportamenti a rischio fa sì che una percentuale più piccola, intorno al 3%, dall'1 al 3%, sviluppi un disturbo vero e proprio, cioè la patologia, perché il disturbo da gioco d'azzardo, ci tengo a dirlo, non è un vizio, ma è una dipendenza, è curata in un servizio per le dipendenze, solo che è una dipendenza senza sostanza, cioè è una dipendenza comportamentale. E poi c'è un'altra cosa che è molto importante rispetto a quello che diceva lei, è trasversale a tutte le età. Noi abbiamo un trend di crescita tra i 14 e i 24 anni. Cioè gli studenti delle scuole superiori hanno una tendenza al gioco, soprattutto gioco online, quindi c'è una diversificazione a seconda delle fasce di età e anche delle differenze di genere, tra uomini e donne ci sono delle differenze rispetto al gioco. I ragazzi, il 42% ha scommesso online almeno una volta negli istituti superiori, non è un dato da poco, e di questi il 9% sviluppa un disturbo da gioco d'azzardo. Giocano magari le donne e gli uomini, ad esempio, giocano giochi diversi. Le donne preferiscono giochi meno strategici e più numerici, quindi non so, il lotto, la tombola, il bingo, mentre gli uomini sono più giochi competitivi, giochi magari più adrenalinici e quindi anche legati all'ambiente magari dei bar dove si trovano le slot machine. Quindi c'è anche un aspetto sociodemografico che differenzia anche poi l'offerta che viene data nei servizi. Oltre al fatto, e una cosa importante anche che vorrei dire, che le persone che hanno questo problema accedono poco ai servizi, cioè di tutta la popolazione che noi stimiamo avere questo problema, solo il 10% viene al servizio, quindi un giocatore su 10 chiede aiuto. Senta, però lei ha anticipato che la chiusura dettata appunto dalla pandemia aveva fatto calare un pochino la spesa
della sanità per appunto curare queste persone. Poi però mi è tornato sul fatto che moltissimi utilizzano l'online, quindi anche se eravamo in casa, una domanda che le pongo, l'accesso appunto al gioco d'azzardo era È aperto. aumentato infatti, il trend del gioco d'azzardo online è aumentato, solo che è un dato che noi facciamo più fatica a stimare, mentre il gioco terrestre è un dato più facile da calcolare, il gioco online è un gioco che alle volte sfugge, no? Perché per gioco online possiamo anche considerare non solo chi gioca alle scommesse sportive, ma ad esempio anche giochini a pagamento come Candy Crush, ad esempio, forse non devo fare nomi, ma insomma l'ho fatto. E ci sono dei giochi anche semplicemente a pagamento. Questi giochi sono giochi in cui magari c'è una piccola spesa che viene fatta per comprare le loot box, queste casse, no? Che poi se si aprono ottieni dei premi, che sono poi il primordio soprattutto per le giovani generazioni di sviluppare poi un disturbo vero e proprio. Dottoressa, però i dati che mi ha dato, mi sono perso un pochino, mi ha dato appunto così tanti dati e lì appunto il distinguo tra donna e uomo, vede noi più adrenalinici e voi più riflessive, più col calcolo alla mano. Sono dati nazionali o è la fotografia del nostro territorio? Arriviamo quindi al nostro territorio. Il tempo stringe, com'è la situazione, e poi vorrei chiudere appunto ricordando, come ho anticipato, Cambio Gioco, il progetto di ULSS 6. Il Veneto è una regione che ha un tasso elevato di problematicità rispetto al gioco, mentre il dato nazionale di giocatori, diciamo quantomeno a rischio, è intorno al 26%, in Veneto abbiamo un dato leggermente più alto. Noi come servizio, diciamo dipendenze, abbiamo comunque in carico attualmente circa 360 utenti ed è un dato che è un po' calato rispetto all'anno scorso, ma nel secondo semestre sta aumentando. E quello che abbiamo fatto però tanto lavoro sulla prevenzione, oltre che sulla clinica e sulla riabilitazione del giocatore, e abbiamo anche dei progetti di ricerca. Rispetto appunto al progetto Cambio Gioco, che è un progetto con fondi del Ministero della Salute ed è approvato dalla Regione Veneto, spazia su 4 aree che sono quelle della governance, della prevenzione, cura, riabilitazione e ricerca. E quindi stiamo cercando di lavorare per offrire ai giocatori, ai pazienti, ma anche ai loro familiari, perché quando c'è un giocatore in famiglia, c'è tutto un nucleo familiare che ne risente, che ha bisogno di essere sostenuto, e alcune attività sono proprio delle attività rivolte a sostenere anche i familiari. Faccio qualche esempio perché... Ok, abbiamo un servizio di educazione finanziaria per aiutare le persone a gestire il denaro, un servizio di consulenza legale, che non sono cose proprio cliniche. Io sono un medico, psichiatra, non sono un consulente, ma spesso le persone arrivano perché hanno un problema economico, riconoscono questo più che il problema di salute, quindi bisogna anche accoglierli con quelli che sono i loro bisogni. E poi abbiamo tutte delle attività di gestione del tempo libero, portiamo i pazienti a camminare, laboratori di arte e Per terapia. tenerli occupati e distogliere la mente da quel famoso problema della dipendenza del gioco d'azzardo. C'è un numero per chi, famiglie e chi purtroppo è tra le braccia di questa dipendenza, a cui rivolgersi. È un numero verde 800 629 780 ed è un numero verde a cui poter chiedere consigli ed è una consulenza anche telefonica che può essere richiesta in qualsiasi momento durante l'apertura del servizio. Io ringrazio la dottoressa Arianna Camporese del progetto Cambio Gioco ULSS 6, naturalmente ringrazio sempre la dirigenza di ULSS 6 che ci permette di parlare di queste problematiche ospitando le nostre telecamere nelle sue strutture. Se non ci sono domande, a voi studio.